Buona energia e benvenuti a Fiori Pianeti. Sono in questo grande spazio chiamato Circo Massimo, dove anche secoli fa cresceva un fiore originale, semplice, la pratolina. Chi di voi non ha mai raccolto una pratolina e regalata alla persona amata? Pascoli la descrisse in una sua poesia. Chi vide mai le pratoline in boccia? E il Botticelli la dipinse, è il fiore che preannuncia la primavera e per questo viene anche chiamato primaverina. Per il calendario di alcune città dell'antico regime rappresentava il rinnovamento dell'anno. Nell'antichità, in questo luogo, a Circo Massimo, c'erano le gare delle bighe e questo fiore gridava proteggimi, aiutami, perché comunque venivano spesso investite dalle bighe. C'è da dire che nel Medioevo le furono attribuite dei poteri divinatori. Questo fiore rappresenta l'innocenza e la grazia. Vuol dire anche ci penserò. Se una donna ve lo regala, significa ti penserò tanto. Annuncia anche la salita del sole nell'equatore celeste, infatti è legato al sole. I segni che possono prendere energia da questo fiore sono la Vergine, i pesci, ma anche il cancro, per via del loro carattere un po' complesso, un po' influenzabile. Grazie a questo fiore avranno le idee molto più chiare. Parola di Jupiter. Come un fiore possa entrare nella storia e rimanere in equilibrio tra passato e presente. Questo è l'esempio dell'iris. La leggenda narra che Luigi VII, dopo una battaglia in un campo di iris, ne fece emblema del suo regno. Tra l'altro anche i romani lo chiamavano gladiolus per via della sua forma allungata, che rassomiglia a una spada. Nel suo linguaggio è un fiore che rappresenta la buona notizia. Se vi viene regalato, sicuramente dopo un po' avrete una buona proposta di lavoro. È anche legato a Hermes, Mercurio, dunque è il fiore dei giornalisti, che riescono a trasformare la loro penna in un'arma. Se volete fare uno scoop, fatevi regalare un iris. Parola di Jupiter. Il Lilium canditum, originario della Siria o Palestina, da dove poi fu portato in Europa, è il simbolo della fecondità, grazie alle sue grandi capacità di riproduzione. In origine era un fiore bianco, proprio per questo i cristiani lo simboleggiano il fiore della purezza. Oggi rappresenta lo stemma di molti papi. La mitologia narra che il giglio fosse nato da una goccia di latte caduta dal seno di Giunone mentre allattava il grande Ercole. Donare un giglio a una donna significa dirle ti rispetto per la tua purezza, ma viene anche regalato in tante occasioni, come battesimi, comunioni. Tra l'altro questo è il fiore legato a Giove e i segni di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete, sicuramente quest'anno faranno molti figli, dunque auguri, regalate un giglio, fatevelo regalare, è di buon auspicio. Parola di Jupiter. Il magico consiglio di Jupiter? Portati a casa un fiore, avrà cura di te.